Una pattuglia ha notato, appunto in orario serale, nei pressi di un distributore di carburante un soggetto straniero che, sottoposto a controllo, è risultato non avere nessun motivo per soggiornare appunto in questa località, in quanto proveniente da fuori. A quel punto i carabinieri del nucleo investigativo, impegnati in un servizio ad hoc nel contrasto ai reati contro il patrimonio, hanno proceduto alla perquisizione, trovando poi nell'appartamento apparecchiature per la clonazione di carte di pagamento, i cosiddetti skimmer, che ha portato poi alla denuncia per il presunto reato di detenzione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici nei confronti di un 24enne straniero. Ovviamente il comando provinciale proseguirà questi servizi soprattutto nelle fasce pomeridiane e serali, proprio perché ci avviciniamo alle festività natalizie e al Natale. I consigli che riteniamo più importanti da dare appunto alle persone sono quelli di osservarsi sempre intorno quando si va ad effettuare un prelievo o comunque un rifornimento, se magari notano delle persone appostate, notano delle persone che osservano, la prima cosa da fare è sicuramente chiamare il 112. Inoltre, nel momento appunto del prelievo o del rifornimento, cercare di prestare attenzione appunto alle colonnine o comunque ai dispositivi bancomat e verificare se si riescono a notare appunto degli elementi esterni che possono essere appunto proprio queste microcamere oppure questi dispositivi di clonazione utili ai malfattori appunto per carpire i PIN e clonare appunto le carte di credito e le carte carburante.